Veneto Agricoltura ha appena predisposto il report sui risultati finali dell'agricoltura veneta nel 2021. Parliamo oggi di cereali e colture industriali e chiediamo subito com'è andata nel 2021. Il 2021 per i cereali e colture industriali è stato caratterizzato essenzialmente da due aspetti. I prezzi, che sono stati generalmente in crescita per la maggior parte delle colture, e le rese, che sono state caratterizzate in negativo durante l'estate, che è stata molto siccitosa e quindi ha influenzato le rese del mais e della soia, che sono andate male, mentre sono state positive per i cereali autunno-vernini e quindi hanno avuto rese record, per esempio i frumenti e l'orzo. Entriamo un po' più nei dettagli, partendo proprio invece dai cereali. Appunto il frumento tenero, per esempio, ha avuto delle rese che sono state superiori alle 7 tonnellate per ettaro, quindi un aumento del 10%, ma così anche il frumento duro. Con delle superfici in leggero in aumento, il frumento tenero è arrivato a 95.000 ettari, ma soprattutto l'aumento dei prezzi, che è stato attorno al 30%, ha ulteriormente contribuito ad aumentare il valore della produzione finale. Per il frumento duro si parla di 45 milioni di euro, praticamente il doppio del 2020. Per il frumento tenero siamo a 160 milioni di euro, con un incremento di circa il 30%, quindi molto bene. L'unico cereale che non è andato molto bene è il riso. Il mais ha avuto rese negative, attorno a 10 tonnellate a ettaro, in calo del 10%, ma i prezzi hanno permesso di conseguire comunque un valore della produzione di 390 milioni di euro, con in crescita del 40%. Passiamo alle colture industriali. Anche le colture industriali hanno avuto il problema delle rese, soprattutto per la soia e le barbabietole. La soia ha avuto una leggera crescita delle superfici coltivate, ma le rese appunto sono scese a circa il 10%. Però con i prezzi che sono aumentati sono riusciti comunque a spuntare un buon valore della produzione. Così anche il tabacco ha avuto un aumento del valore della produzione, attorno ai 65 milioni di euro, mentre le barbabietole è stata un'annata diciamo non positiva, sono diminuite le superfici, le rese. L'unico aspetto che ha sostenuto la produzione delle barbabietole è stato il prezzo liquidato però agli agricoltori, ma nel complesso il comparto ha avuto una riduzione del valore prodotto attorno ai 20 milioni di euro. Chiudiamo con una brevissima fotografia sul 2022. Nel 2022, questi mesi, i prezzi stanno continuando ad aumentare, per cui le prospettive sono per dei buoni risultati se le rese si manterranno almeno nello standard. Il problema sono i costi di produzione, che sono aumentati anch'essi come i prezzi, e stanno creando delle difficoltà nelle scelte di investimento degli agricoltori, soprattutto per quelle colture che richiedono elevati costi di produzione, come per esempio il tabacco o il mais.